Ecco Rosario Salerno e Adorisio che si stanno riscaldando. Rosario Salerno in corsa, giusto per fare una cosa molto live. Il Matera è a 4 punti ora dal Pisticci, qui ispirano venti di promozione, no? Penso che ormai è quasi fatta, però ancora noi dobbiamo stare con i piedi per terra perché giustamente mancano delle partite alla fine. Domenica giochiamo in casa, quindi domenica si può dire che è quasi fatta la promozione, poi vediamo lo spareggio. E quindi questa corsa ormai è alla fine, una volta arrivato allo spareggio la domanda ormai consueta: vi sentite così in forma da superare alla grande anche lo spareggio? Beh, ancora non ti saprò dire, però penso che siamo arrivati fino a questo punto, penso che allo spareggio ce la metteremo tutti quanti, i nostri compagni e tutti quanti, la società, il pubblico deve partecipare con noi a questa partita, quindi non penso che ci dovrebbero essere dei problemi, però è un terno all'otto questo spareggio. Passiamo ora la parola ad Adorisio. Questa corsa è una corsa che sta stancando, secondo te? Arriverete così stremati alla fine? Ma stremati no, certo ogni campionato è pesante, arrivare primi è un motivo di entusiasmo e di soddisfazione per tutti e considerando gli spareggi penso che allo stesso modo in cui ci arriviamo noi ci arrivano anche gli altri, per cui gli spareggi verranno effettuati senza dubbio su un piano di parità. Bene, la nostra corsa è finita, sicuramente finirà bene anche la corsa del Matera e l'anno prossimo ci rivediamo sicuramente in C2. Ma è l'augurio di tutti perché questa città merita il calcio a livelli professionistici dopo qualche anno di dilettantismo. Per me quello che ha detto il mio compagno vale la stessa cosa. È un regalo che facciamo ai nostri sostenitori che stanno aspettando questa promozione. Io mi auguro che arriverà alla partita di andata. Perfetto, vi lascio all'allenamento. Ed ora siamo ancora all'incredibile, cercheremo di intervistare Cimino mentre la partita di allenamento è ancora in corso. Cimino, hai preso qualche gol fino adesso? Ancora 0-0. Quindi Buon allenamento. C'era una squadra di fronte abbastanza buona. non sono così anche quegli altri dell'interregionale? Sarà così anche la Rossanisi di domenica? Ma speriamo di no. Speriamo che già dopo 10 minuti riusciamo a vincere 2-0. E da Cimino e dagli altri giocatori passiamo alla dirigenza. Vediamo qui seduto in panchina Mimmo Donati, qui ispira aria d'entusiasmo. Ecco, mi accomodo anch'io a fianco alla dirigente del Matera. Abbiamo parlato con i giocatori, tutti sono convinti di potercela fare. Stavo parlando di una corsa che probabilmente sta stancando, invece loro sono sicurissimi di farcela anche ai playoff. Ma si vede intanto addirittura d'arrivo, per cui diciamo che i giocatori hanno un entusiasmo maggiore, anche se una volta vinto il campionato, che noi salvo grosse sorprese ci stiamo apprestando a vincere, però poi c'è questo discorso degli spareggi che è un discorso che ti fa stare ancora sulle spine, che ti fa ancora prolungare di altre 2 settimane il campionato, e poi bisogna tenere conto che negli spareggi si affronterà un'altra squadra che ha vinto il campionato, quindi un'altra squadra ugualmente forte come può essere la tua squadra, e tutto sommato lo spareggio poi è sempre un terno all'otto. Comunque intanto noi cerchiamo di concludere positivamente questo nostro girone, dopodiché vedremo quello che ci prospetterà come avversario questo spareggio, tenendo conto che il Matera, pur rispettando tutti gli avversari, però non teme nessuno in quanto li ritiene tutti alla sua portata. La luce della promozione è come il sole di oggi che splende qui al 21 settembre. Questi occhiali da sole che sono? Forse per evitare un eccesso di euforia? No, per non essere abbagliato dai riflessi del sole, quindi diciamo per non essere abbagliati da un eccessivo entusiasmo, e quindi per continuare a restare con i piedi per terra fino a quando questo obiettivo che il Matera sta inseguendo da 5 anni speriamo che possa essere raggiunto in questo 91. In bocca al lupo.